Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se la sentenza fu la fine anzitutto di un incubo personale, la pubblicazione delle sue motivazioni è la fine di un incubo logico, argomentativo, perfino civile, se riferito all'alfabeto comune che deve essere alla base di una convivenza all'interno della polis. A cosa ci riferiamo? Alla pubblicazione delle motivazioni con cui la quinta sezione della Cassazione, il 17 dicembre scorso, ha reso definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini relativamente all'accusa surrealista, neanche surreale perché c'è solo una componente avanguardista, poteva escogitarla, di sequestro di persona, riferita alla stranota vicenda Open Arms dell'agosto 2019, durante la quale, coerentemente con la legittima politica dei porti chiusi, da Ministro dell'Interno Salvini negò lo sbarco appunto alla nave della ONG che aveva a bordo 147 migranti, peraltro tenendola in mare meno giorni di quanto successivamente fecero alcuni successori che però erano più chic, erano più incasellati nell'accettabilità della gente, dei politici per bene, vedi la Morgese, e poi tutto quello che è seguito se coincideva con la fine dell'esperienza di governo giallo-verde, quindi il voltafaccia a 180 gradi del Movimento 5 Stelle, la votazione per mandare Matteo Salvini a giudizio e tutto quello che ne è seguito fino all'assoluzione. Oggi le pubblicazioni delle motivazioni della sentenza, che sono nei loro estratti chiari, al di là del tecnicismo giuridico, rifanno giustizia appunto di un minimo di logica. Citiamo appunto gli estratti clou. La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere nella qualità di Ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, come peraltro poteva dire mio figlio di 10 anni con una banale sforzo logico. I giudici aggiungono che ai migranti è stato impedito l'ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco. Tuttavia a costoro non è stato impedito dall'autorità italiana e segnatamente di Salvini, tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell'Interno, di far rotta in altra direzione. Cioè viene meno la precondizione linguistica, concettuale, no, di ogni sequestro di persona, cioè l'immobilizzazione, la negazione della libertà di movimento altrui, che non si è mai data nel caso Open House, non si è mai data in nessun caso della famigerata politica dei porti chiusi. Si è negata semplicemente a giudizio di Salvini e di tanti italiani come lui, licenza di sbarcare sul territorio italiano, non la libertà, la licenza indebita per dei migranti irregolari di sbarcare sul suolo italiano, peraltro in un meccanismo di incentivazione del traffico orrendo e criminale di esseri umani che prospera appunto sulle rotte dei disperati e sull'immigrazione clandestina. Non può esserci sequestro di persona se io sono libero di far rotta in altra direzione, dicono i giudici della Cassazione, non i redattori di Radio Libertà. Non solo, ma aggiungono un altro elemento interessantissimo. È stato indicato dal Regno di Spagna, stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all'atto dei salvataggi, e non sono due dettagli, la nave batteva bandiera spagnola, indicò appunto un porto per sbarcare, modificato poi, nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo, in quello di Palma di Maiorca, proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti.
Sono inoltre stati messi a disposizione altri 2 natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera Italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole, scortando la Open Arms. E ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave, che tuttavia non ha risposto ai ripetuti inviti dell'autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine, cioè di espletare le procedure per andarci effettivamente in Spagna. Cioè, cosa stanno dicendo i giudici della Cassazione? Non c'era nessun obbligo e nessuna neanche priorità geografica, basta guardare la cartina di quel pezzo di mare per andare in Italia. La Spagna, stato di bandiera della nave, aveva offerto un porto sicuro, a meno che vogliamo dire che in Spagna c'è la dittatura, sicuro, più vicino, dove alla fine Open Arms non si recò, addirittura si gironzolando nel Mediterraneo, per poi far rotta sull'Italia, perché in quel momento c'era una battaglia politica contro quell'unico politico europeo, Matteo Salvini, che stava rischiando di rompere il giocattolo tragico, l'immagine del giocattolo non rende l'idea ovviamente, appunto il meccanismo del traffico di esseri umani e della immigrazione irregolare incontrollata riversata sulle coste anzitutto italiane. Non c'era nessuna ragione se non politica per andare in Italia, ma nessuna ragione che attenesse alla sicurezza e all'integrità dei migranti. Una sentenza che ripristina la logica elementare e l'onestà intellettuale. È un punto anche da cui si può ricavare una morale politica, e cioè è possibile sostenere una politica dei porti chiusi. Forse in questa era storica è addirittura doveroso. Grazie a tutti, a domattina.